Ciao bellezza, oggi guarda, bellissima giornata, c'è il sole, fa un freddo della Madonna, saranno 0 gradi. Andiamo a vedere il borgo di Cordovado, c'ero già stato in passato, molto piccolo però molto bello. Sono io in smart perché non ho ancora il camper e il mio cane pericoloso. Cane pericoloso, saluti? No, è timido, vedi che è timido. Non saluti? Va bene dai. Perché il cane pericoloso dice che è un posto che va bene per i cani pericolosi, vero? Sì, ci va bene, dai. È già annoiato il cane pericoloso. Porco cane. Cercando se in giro ci sono i bau da vedere, vero Amy? Eh sì, ma non ci sono bau qua, non è una zona da bau. No, dopo. Il caffè, cane pericoloso. Vuoi anche tu il caffè? Cane pericoloso, vuoi il caffè? Niente. Diciamo che sono uno che si è sempre saputo accontentare, quindi la Smart è un po' il mio camper in miniatura, cioè c'è montato sul male qua dentro, la pecora, il maiale, i cani, zaini, la tenda, ho dormito in campeggio, ovunque sono andato con questa macchina, ovunque, l'adoro, veramente. Diciamo che a motore spento non hai riscaldamento, dormirci dentro ho provato, è un po' scomodo, e non hai la doccia e non hai il bagno, vabbè, insomma quei piccoli dettagli voglio dire. Eccola, vedi la fabbrica dei tuoi crocchi, infatti senti una puzza ogni tanto. Fantastico, ho lasciato a casa il portafoglio, niente caffè. Vabbè dai, ci alleniamo a essere barboni ancora di più. Tu stai lì a pensare che vuoi il caffè e sai che non ce l'hai, continui a rimurginare del fatto che non hai il portafoglio e ci resti male, ti pesa, no? Quindi è da deviare un attimo le attenzioni su altro, tipo vorrei essere vivo, sono vivo, a posto, ecco. Hai sentito il bau? Ti sta abbaiando? Ti ha fatto un po' arrabbiare quel bau però, digli perché mi abbai, scusa? La deviazione, ho letto castello medievale, cioè perché io non vado nel castello medievale a farti vedere. Dai, calma, perché il cane è pericoloso, deve annusare e fare le sue cose. Questo bel borgo risale al 1200, sempre robe vecchie ti porto a vedere, sì, così ti senti giovane. Aprire l'album, dopo ti ho messo le foto con i cartelli con tutta la storia, sì, tutti i papi, vescovi e quant'altro, insomma, solite storie. Questo ha comprato quello ha comprato l'altro. Andiamo a vedere che c'è qua dentro. Io ho visto i mattoni, sai che io quando vedo mattoni mi ci infiltro dentro. Spacca.
Puoi andarci, adesso vediamo come andarci. Wow, è enorme, non so se rende in video, veramente enorme. Sei finita dentro lì, non sapevi che... Oh, un gargoyle. Allora, vedi come siamo ridotti. Noi siamo qui, parrocchia di Sant'Andrea. Adesso vediamo da Google Maps, esplora. E niente, lui ti dice solo, vedi, dove mangiare, bere, qualcosa da visitare, niente, solo mangiare e bere, incredibile. La signora a cui ho chiesto informazioni mi ha detto di andare a vedere il vecchio Duomo, che è qua avanti, adesso andiamo a vedere. È la Cocò, Emi! È la Cocò, hai visto? Vedi, abbiamo fatto bene a sentire la signora che ha detto vai a vedere il vecchio Duomo, che bello. Vedi. Sì, è molto piccolo il borghetto, ti avevo detto, però se sei di passaggio, vedi, assolutamente da fare. Ed il Duomo, anche se ti ho messo la posizione GPS, si chiama Antica Parrocchiale Sant'Andrea. Pronti a partire? Andiamo? Allora, il borgo di Cordovado lo abbiamo visto, quindi chiudiamo il video e chiudiamo il post di là. Però già che era piccolino, siamo qua per strada, vediamo un'altra cosa. Adesso andiamo a Sesto al Reghena. C'era un borghetto, mi ricordo era molto carino, così libero anche il cane pericoloso, che là c'è ruscelletto, un parchetto se non ricordo male. Adesso vediamo, dovrebbe essere molto carino. Nel frattempo ti faccio vedere una cosa. Infatti la vedevo sempre per strada, dicevo sempre bisogna che ci vado a vedere, a curiosare, bisogna che vado. Adesso mi sono fermato, e che cacchio, se no non vedi mai niente se non ti fermi mai. Che vedi, questo succede quando sei sempre in macchina, che non ti fermi a vedere i posticini e ti perdi tutte queste cose. Questa è la macchina del vecchio orologio del campanile di Bagnara. Il campanile lo avevano inaugurato nel 1933, scusa se ogni tanto mi impapero, è che devo stare attento anche ai toni di voce perché passano le macchine. E nel 63 era entrato in funzione il campanile che abbiamo visto prima. Porta pazienza, adesso andiamo avanti, sì, c'è anche il cane pericoloso che non ha pazienza, ma devi godertele un attimo tutte ste robette, se no soprattutto di fretta. Piccola sosta fatta, cane pericoloso si è offeso perché ho fatto la sosta. Stavo andando avanti come per dire dai andiamo, muoviti, andiamo a annusare le cose, a fare le cose da cani, vero?